All'insegna dell'accoglienza e dell'aggregazione, l'estate a Montedoro, piccolo comune nel vallone nisseno. Le interviste di Rino Pitanza. Montedoro rivive nel periodo estivo con tanto programma, un cartellone ricco, Sindaco. È un'estate viva, vivace e vitale che ha reso la nostra comunità davvero partecipe a grandi eventi. È una estate che è stata organizzata insieme al comitato dei festeggiamenti di San Giuseppe e che ha visto davvero la partecipazione e la presenza di tantissime persone. È un'estate però che non finisce oggi, che continua, anzi finirà a settembre, per cui avremo ancora molto tempo per goderci questi momenti di spensieratezza. Ecco, Montedoro, uno dei più piccoli paesi della provincia di Caltanissetta, immerso nel vallone nisseno. Ecco, cosa significano questi momenti di aggregazione, possiamo dire? Siamo piccoli ma buoni e bravi. Montedoro si distingue nel circondario per essere un paese, una comunità che riesce a realizzare attività, iniziative che è in grado di coinvolgere davvero un gran numero di persone. Lo dimostra quest'estate, ma non soltanto questa estate, e sono tra l'altro iniziative per noi vitali, perché una comunità piccola come la nostra ha bisogno di questi eventi per potersi fare riconoscere e per essere conosciuta, e devo dire che questo già sta avendo tantissimo riscontro e penso che raccoglieremo i frutti nel futuro. Abbiamo cercato di creare più eventi possibili per far divertire e i montedoresi e gli emigrati che vengono qua proprio per tenerci compagnia, venire a visitare i loro cari e quindi alleviare le loro serate con bellissimi spettacoli. Ecco, è un'attività che fate non solo per il periodo estivo, ma diciamo è un'estate che dura lungo un anno, ecco. Sì, durante l'arco dell'anno cerchiamo di creare eventi perché sono convinto che anche questo per i piccoli centri è sviluppo economico. Portare gente di fuori significa portare denaro nelle casse dei nostri commercianti. Sono delle serate di spensieratezza, noi siamo vicini all'amministrazione e l'amministrazione è vicinissima a noi. Quest'anno il comitato si è costituito proprio 10 giorni prima della festa, infatti c'era un po' di preoccupazione nell'ambito comunale che nessuno si prendeva questa festa, poi grazie all'aiuto di 15-20 ragazzi e il supporto di qualcuno un po' più grandicello siamo riusciti a costituire un comitato veramente eccezionale dove ha iniziato a lavorare forte, alla grande, e ha formato un gruppo veramente affiatato. Dopodiché ci siamo messi al lavoro e da una settimana che ogni sera organizziamo un evento, è un evento che portano a Montedoro persone e persone di qualsiasi parte del paese qua limitrofo. Ecco, mettersi in gioco i giovani di Montedoro, ecco, fare qualcosa per il proprio paese. Ecco, infatti io sono giovane e mi sono messa in gioco insieme a tantissimi altri ragazzi della mia stessa età, anche più piccoli, perché volevamo organizzare una bella festa per la paura di non ripetere questa tradizione, perché c'era proprio il rischio che nessuno si prendesse il carico di questa festa e quindi non la realizzassero. Io sono contenta di aver fatto parte di questo comitato, gli eventi sono riusciti benissimo e abbiamo accolto persone di ogni parte della Sicilia e voglio ringraziare tutti a nome dell'amministrazione comunale, a nome di tutti i cittadini che hanno contribuito e ci hanno aiutato in maniera significativa a realizzare quello che vedete oggi. Ecco.